Con la mamma non ho proprio parlato. Li conosco di vista, ma non c'è nessun contatto. Siete contenti che è stata liberata? Ci mancherebbe. È una ragazza che l'ho visto crescere e penso in questa storia non c'entra niente. Porte chiuse, campanello disattivato. Nella bifamiliare dove Ilaria De Rosa è cresciuta c'è tanta emozione ma poca voglia di parlare. La notizia del rilascio della 24enne hostess incarcerata a Jeddah in Arabia Saudita lo scorso maggio perché trovata in possesso di uno spinello trapelava già da martedì, ma solo la conferma con l'arrivo in Italia con un decreto di espulsione su un volo della Saudi Arabian Airlines ha messo la parola fine ad una vicenda che ha lasciato la marca con il fiato sospeso. Ad ufficializzare il rientro il senatore di Forza Italia, il vicentino Pierantonio Zanettin, che ha ringraziato per il lavoro il ministro Tajani e la Farnesina. I funzionari della Farnesina mi hanno detto che la ragazza è in buone condizioni di salute e ha ringraziato il nostro console a Jeddah per la costanza e assistenza prestata. La famiglia ha chiesto ora riserbo sulla vicenda per consentire a Ilaria di dimenticare questa brutta storia e recuperare la propria serenità di vita. Il suo rientro a casa infatti resta avvolto nel mistero. La destinazione finale della ragazza, atterrata a Fiumicino poco dopo l'una di oggi, è stata, riferiscono fonti, modificata nel corso della giornata per evitare l'incontro con le troupe di giornalisti, reporter che sono stati dribblati anche in aeroporto a Roma quando Ilaria è stata accompagnata dalle forze dell'ordine all'uscita attraverso un altro varco. Diverse le destinazioni ipotizzate: la casa della mamma a Castelmino di Resana, dove da ieri è arrivata anche la sorella, oppure Vedelago, dove abitano i nonni, o ancora Belgio, dove si trova il papà. Serve un periodo di tranquillità per la famiglia, è quello che secondo me serve davvero, e appena potrà ci incontreremo, abbracceremo Ilaria, quindi però gli ho augurato con un messaggio poche ore fa la massima serenità per questi giorni, dopo questi brutti momenti che hanno vissuto come famiglia. Ilaria De Rosa, arrestata con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente, si è sempre professata innocente. Il suo caso era emerso a metà maggio quando la mamma si era rivolta ai carabinieri di Castelfranco Veneto per denunciarne la scomparsa. Solo l'interessamento della Farnesina aveva fatto emergere la verità. L'arresto prima e la detenzione poi, terminata ieri, dopo 6 mesi.